Ciao a tutti, buona giornata, buon sabato. Oggi facciamo le tagliatelle con salsiccia e pomodorini secchi. Allora, gli ingredienti sono salsiccia, cipolla, aglio, origano, pomodorini secchi, peperoncino, salsiccia ho già detto, tagliatelle, sale, olio, un po' di pepe e basta. Allora, cominciamo subito. Allora, questa salsiccia io l'ho già messa a mollo in acqua in modo che il budello si ammorbidisca e venga via bene subito. Facciamo così. Nel frattempo mettiamo un po' di olio d'oliva in padella, così. Ok, prendiamo la nostra salsiccia e andiamo a tagliarla a pezzettini piccoli. Adesso la facciamo ancora un po' più piccola, così. Potete sminuzzarla come volete, anche schiacciarla come preferite. A me piace che rimanga a pezzettini, perché altrimenti sarebbe come un ragù. Allora andiamo a metterla nella nostra padella, così. Adesso prepariamo un po' di aglio, giusto 2 spicchi d'aglio che poi andremo a togliere. Li mettiamo solamente un attimo in questo momento. Uno, mettiamo anche questo. Aglio. E lo lasciamo ingondire. A me non piace l'aglio bruciacchiato rosso, preferisco lasciarlo un attimo dentro che rilassi solo il suo sapore e poi lo vado a togliere. Allora, questo. Mia moglie mi sta già guardando male. Andiamo via. Ok. Vieni qua, Martina. Inquadra l'aglio. Quando l'aglio ha soffritto giusto un paio di minuti, non ha ancora cambiato colore, andiamo subito a toglierlo. Lo togliamo e possiamo anche buttarlo via, perché ha già fatto il suo dovere. La salsiccia la lasciamo soffriggere ancora un po'. Questa invece deve essere ben abbrustolita, non bruciata ma ben abbrustolita, altrimenti quando la rimetteremo poi nel sugo tenderà a disfarsi, invece così rimarrà bella intatta. Qui ho abbassato il fuoco. Adesso andiamo a tagliare la cipolla. Per 2 persone io metto una cipolla abbastanza grossa. Così. Ok. Allora, a questo punto la nostra salsiccia è pronta. Inquadro una mattina, come vedere, vedete che è bella rossa. A questo punto andiamo a toglierla, la mettiamo da parte, poi la rimetteremo più tardi. Okay. Bene, adesso cipolla, non esagerate con la fiamma, lasciate il fuoco non molto alto perché altrimenti andrà a bruciarsi. Così. Adesso aggiungiamo, allora, prendiamo i nostri pomodorini. Per 2 persone io ne metto 4-5 circa, poi andate un po' a gusto. Lo tagliamo a pezzi non troppo piccoli perché altrimenti andrà a bruciarsi e poi non sarà buono, saprà di bruciato. Insomma. Così. Mettiamo qui. E ci aggiungiamo anche un peperoncino. Ne mettiamo uno solo perché questi peperoncini sono abbastanza forti
andiamo ad aprirli, li apriamo, li svuotiamo dai loro semini. Ecco, andiamo a fare un po' meglio di quello che ho fatto io. Allora, questo, ok, adesso che l'abbiamo svuotato lo facciamo a pezzettini. Perfetto. E lo mettiamo assieme al nostro soffritto. A questo punto ci possiamo aggiungere, per evitare che vada a bruciare, ci possiamo aggiungere un po' di acqua di bollitura della pasta che io ho già messo su prima, o in alternativa un po' di brodo, quello che volete, insomma. Così. Adesso andiamo ad aggiungerci un po' di pepe, un po' di sale, giusto un pizzico, poi in caso lo aggiustiamo alla fine. Ok, questo. Ci possiamo mettere un goccio di vino bianco, ok. Tra un po' andremo ad aggiungere la passata, ma ci vuole ancora un attimo, bisogna far cucinare un po' di più la cipolla, altrimenti rimarrà dura e stopposa. Lasciamo andare un po'. Nel frattempo prepariamo un aperitivo. Allora, questo è un aperitivo fatto con malvasia, acqua tonica, menta, limone, zucchero di canna, un po' di ghiaccio. Allora, facciamo così, prendiamo il nostro bicchiere da vino bianco, prendiamo una fettina di limone e andiamo a passare il bordo del nostro bicchiere, così. Passiamo il nostro bicchiere nello zucchero. Potete farlo anche con lo zucchero di canna, però con lo zucchero di canna tende a lasciare dei grumi un po' troppo grossi, danno un po' di fastidio in bocca. Poi ci mettiamo un paio di foglie di menta sul fondo, sopra andiamo a versarci un po' di ghiaccio, prendiamo una strisciolina di buccia di limone che ho tagliato un attimo fa, la rotoliamo un po' per farla un po' più bella, mettiamo più quello, ci mettiamo un pizzico di zucchero di canna all'interno, basta, malvasia, senza esagerare, acqua tonica, eccoci qua, una bella mescolata e il nostro malvasia tonica è pronto, salute. Ok, torniamo al sugo prima di bruciare tutto. Bene, a questo punto la cipolla è abbastanza cotta, rimettiamo la salsiccia che abbiamo cucinato prima. Adesso aggiungiamo la nostra passata di pomodoro, così, mescoliamo bene, ci mettiamo ancora un po' di acqua di cottura o brodo, quello che avete, così, un coperchio, ci vediamo tra 5 minuti. Ok, adesso il nostro sugo è pronto. Io lo lascio così con la cipolla a pezzi, tutto a pezzi, che volendo si potrebbe anche passare con un mini primer, però preferisco lasciarlo così che è un po' più rustico. E a questo punto la pasta è già pronta, l'ho già messa a bollire, possiamo andare a scolarla. La nostra pasta. La scoliamo, io l'ho scolata un po' al dente, mi piace così, andiamo a metterla qua sopra, andiamo a mescolarlo,
Ho già spento il gas. A questo punto mettiamo così, andiamo a metterci sopra un po' di sugo, così. Poi prendiamo 2 foglie di origano, mettiamo come guarnizione così, 2 rametti li possiamo mettere anche intorno, 2 scaglie di grana, di parmigiano, quello che vi pare. Ok, il nostro piatto è pronto. Eccolo qua. Salute e buon appetito. Ciao.